un grande, come dire, appello ai tifosi affinché ci possano aiutare a raggiungere anche loro, per la loro parte, questa bella salvezza. È chiaro che a secondo di quello che succederà domenica poi la società si muoverà di conseguenza, però oggi ne abbiamo parlato tanto del passato e del futuro, bene o male le vicende sono note. Ora vediamo, aspettiamo questa partita e poi programmeremo sicuramente un futuro che potrà essere, mi auguro, in Lega Pro, ma anche in Serie D. Penso che mantenere la categoria sia un grande successo per questa città, che rispetto oltre al calcio penso che abbia ben poco, e sarebbe il coronamento di una stagione tribolata che ha visto il popolo biancazzurro gioire, soffrire, deprimersi, e che però adesso la salvezza è dietro l'angolo. Da Hollywood, Florida, un grande in bocca al lupo a tutta la squadra dell'Agragas domenica 28 maggio all'Esteneto contro il Melfi, e a tutti gli amici miei grandi tifosi della Curva Sud un grande forza Agragas. Buongiorno a tutti da New York, vi ringrazio per tutto quello che avete regalato agli agrigentini, in particolar modo agli agrigentini che siamo lontani, che ci teniamo tantissimo alla nostra città. Vi ringrazio di vero cuore, siete stati meravigliosi, ci avete regalato tante emozioni. Naturalmente spero che rimaniamo in Lega Pro. In bocca al lupo per domenica. Ciao a tutti i tifosi dell'Agragas, da Davide Baiocco, sono qui per fare un grosso in bocca al lupo per la partita di domenica contro il Melfi, affinché si coroni questo sogno e l'Agragas possa mantenere la categoria. Un abbraccio a tutti, un grosso in bocca al lupo ancora. Un grosso in bocca al lupo, ragazzi, forza Agragas, mi raccomando, noi tifiamo sempre Agragas, in bocca al lupo a tutti. Dal Salento sempre forza Agragas, grande ragazzi. Volevo farvi i complimenti perché avete fatto un grandissimo girone di ritorno, bravi. Ma adesso mancano gli ultimi 90 minuti, ragazzi, fatemi questo favore perché da lontano si soffre ancora di più. Volevo farvi un grosso in bocca al lupo a tutti quanti, state sempre nei miei pensieri, tutti quanti, tutto l'ambiente, tutta la squadra, tutti quanti. Mi sento spesso col mister e niente, ragazzi, vi voglio bene e mi raccomando, vincete sta partita anche per me. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, sono Giovanni Buzzurro, vi sto facendo questo video messaggio da Città del Messico. So che domenica è un giorno importantissimo per l'Agragas contro il Melfi, che vale un'intera stagione, quindi vi faccio il mio più grande in bocca al lupo. Ragazzi, distruggiamolo questo Melfi, fateci tornare un sorriso sulle nostre labbra, perché questa vittoria per noi è veramente importante. Un grande abbraccio. Ciao a tutti, un augurio all'Agragas affinché contro il Melfi ce la spunti alla grande, per lasciare che gli agrigentini abbiano ancora il grande privilegio di poter stare tra le grandi e sognare ancora qualche classifica in più, la Serie B magari, chi lo sa. Pace, amore e tintoria per tutta la vita e forza gigante, sempre. Mi va bene solo quando sono a casa 9200.